fotografo del gruppo, non so. Tutto quanto sicuramente. Francesco, dopo che prima venire venuto a voi, così prima un po' di insieme. Bene, un buongiorno a tutti e un ringraziamento veramente speciale al collega e amico Giovanni Puppato che ha voluto fortemente questo momento per la presentazione del libro Sui giganti della pietra di Thierry Philippine e Stefano Gava, che ringrazio per essere qui con noi a raccontarci le vite e le imprese di due leggende dell'alpinismo italiano, Franco Miotto e Riccardo Be. Qualche giorno fa ero a celebrare con un'altra leggenda dell'alpinismo italiano, Vielmo, il raggiungimento del 14° 8000, quindi l'alpinismo italiano è assolutamente vivo e presente. Parlando appunto di Miotto e Riccardo Be, questi due alpinisti non solo hanno lasciato un'impronta indelebile sulle Dolomiti, ma hanno anche ispirato generazioni di scalatori che con il loro coraggio e la loro passione hanno appunto, ripeto, emulato le gesta di questi due grandi alpinisti. Franco Miotto ha dedicato la sua vita alla montagna, conosciuto per le sue scalate solitarie e audaci, ha aperto nuove vie su montagne iconiche come il Pelmo e la Schiara, dimostrando una determinazione e una creatività fuori dal comune, affrontando sfide estreme con una calma e una competenza che solo i grandi alpinisti possiedono. La sua capacità di leggere la montagna e di trovare nuove vie è stata una testimonianza del suo profondo rispetto e comprensione per l'ambiente alpino, di cui era un grande conoscitore. Pensiamo all'impegno profuso nel recupero dei Viaz, quei sentieri battuti dai camosci e dai loro cacciatori, percorsi spesso esposti, tutt'altro che facili, qualcosa di più che semplici roccette a metà strada tra l'escursionismo impegnativo e l'alpinismo vero e proprio. Oggi si direbbe scrambling, che permettono di scoprire ambienti intatti e non frequentati da quell'overtourism che caratterizza i percorsi più noti delle nostre Dolomiti, insomma montagna pura. D'altra parte Riccardo Be, nato a Lamont, è ricordato non solo per le sue eccezionali doti tecniche, ma anche per il suo spirito indomito e il suo approccio innovativo all'alpinismo. Insieme Be e Miotto formarono una delle cordate più leggendarie del loro tempo, compiendo imprese che ancora oggi rimangono scolpite nella storia dell'alpinismo. Tra queste la salita della parete nord della Pala Alta e la prima ripetizione invernale della via italo-polacca al Bruel. Sono esempi fulgidi della loro maestria e del loro spirito pionieristico, e qui inseriamo Stefano Gava, oggi con noi e terzo di cordata durante l'apertura della mitica via dei Bellunesi sullo spitz della Lagunaz, nelle Palle di San Lucano. Purtroppo nel 1982 Riccardo Be scomparve durante una scalata in solitaria sul Monte Agnier. La sua perdita fu un duro colpo per la comunità alpinistica, ma il suo spirito e la sua eredità continuano a vivere attraverso le vie che ha tracciato e le storie che ha lasciato. Be era un visionario, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti e di nuove sfide, spingendo continuamente i limiti di ciò che era possibile in montagna. In conclusione possiamo dire che le vite di Franco Miotto e Riccardo Be sono un richiamo alla resilienza, all'innovazione e alla passione che definiscono l'alpinismo nella sua straordinaria essenza. Sono modelli da seguire e le loro imprese rimarranno come testimonianze dello spirito indomito dell'essere umano conscio dei propri limiti, ma in grande armonia con la natura e l'ambiente.
La montagna di Miotto e Be, ma anche di Gava, è natura pura, è impegno, è fatica, ma anche profondo rispetto e coscienza dell'ambiente. Una lezione su cui riflettere. In montagna è bello cimentarsi, è bello affrontare anche nuove sfide, ma è bello anche quando si ha la coscienza e la consapevolezza che è meglio fare un passo in meno e tornare a casa piuttosto che non tornarci. Quindi grazie per la vostra presenza, grazie per questo lavoro che sicuramente nel mondo alpinistico, io mi auguro anche fuori, potrà dare esempi ai ragazzi che si approcciano alla montagna o che vogliono trovare ispirazioni da persone che, ripeto, hanno veramente fatto dell'alpinismo a livello veneto e anche italiano una grande testimonianza. Buon lavoro Riccardo, lascio scusate all'amico Giovanni Pupato la conduzione di questa giornata per la presentazione del libro. Prego Giovanni. Sì, intanto Presidente ti ringrazio perché parole così belle, sì, l'ha espressa in maniera veramente di un conoscitore di montagna, a tutti gli effetti. Frequento la montagna. Ecco. Quando Quindi, mi lasciate il tempo la frequento. quindi ti ringrazio veramente Presidente. Grazie. Della tua presenza e delle tue parole che ha onorato questo nostro incontro. Allora, buongiorno a tutti. Come sapete oggi presentiamo questo libro sui giganti di pietra e lo dico con piacere ma anche con onore sicuramente, perché essere qui al Palazzo Ferrofini in Regione e presentando un libro che io ho trovato tra l'altro bellissimo, un libro veramente interessante che racconta un po' quello che nelle parole precedenti ha espresso il Presidente Ciambetti, e credo che quello che facciamo oggi è già stato ripetuto, lo dico ovviamente per chi non lo può sapere, è già stato ripetuto e presentato 20 giorni fa in occasione della 28ª edizione di Oltre le Vette, che è una rassegna di appuntamenti, di mostre, spettacoli, film e quindi anche libri, che orgogliosamente la nostra provincia di Belluno e Belluno stesso presenta ormai appunto da tanti anni quale capitale italiana della cultura della montagna. E quindi la presentazione di oggi sui giganti di pietra, il mio alpinismo si chiama così l'intitolazione del libro, con Franco Miotto e Riccardo Be, e quindi di Stefano Gava e dell'amico Thierry Philippin, mi sembra edito da Vivi Dolomiti Edizioni, no? Che parla appunto di alpinismo e in particolare, come si accennava prima, di due uomini bellunesi tra i più importanti alpinisti delle Dolomiti negli ultimi decenni, scusate, del Novecento. E accanto a questi due grandi alpinisti, accanto a loro c'è spesso Stefano Gava. Stefano Gava, un giovane bellunese che è stato testimone diretto e prezioso di tante avventure raccontate nel libro di Thierry Philippin. Stefano Gava, il protagonista di questo libro, intervistato appunto dall'amico Thierry Philippin, ripercorre con la memoria i suoi anni di alpinista a fianco di questi due grandi scalatori e racconta come sia nata la sua passione per la roccia e l'amicizia profonda che nasce da un incontro inconsueto con Miotto e Be. I due alpinisti all'epoca notano in Stefano Gava un naturale talento per l'arrampicata e lo invitano ad aggregarsi a loro per le future cordate. Vengono descritte nel libro festose escursioni con spensierate compagnie d'arrampicate piuttosto impegnative che contribuiscono ad aumentare il bagaglio di esperienza nel giovane Gava, fino a quando i compagni lo ritengono pronto per un grande progetto. È quello di aprire una via sul terribile Spitz di Lagunas, nella valle, come si diceva prima, di San Lucano, in Tabon Agordino, dove nessuno prima era mai riuscito. Difatti non è stato facile, tant'è che dopo alcuni tentativi gli alpinisti Be, Miotto e Gava riescono nell'impresa ed aprono la via dei Bellunesi, ritenuta tutt'oggi una delle più impegnative delle Dolomiti.
Pensate che questa impresa è stata fatta 45 anni fa e solo 3 volte sono riusciti a ripercorrerla. Come diceva prima il presidente che mi ha preceduto, però, mentre Stefano svolge il servizio militare, viene raggiunto dalla notizia della scomparsa del suo amico Riccardo Bè, caduto nel Monte Agnier, e ne rimane talmente colpito che decide di abbandonare l'alpinismo. Questo in sintesi il riassunto di un libro che nasce a seguito di un'intervista da parte di Thierry all'amico Stefano e che ne racconta e raccoglie la sua biografia quasi come a percorrere un pezzo della sua vita. Infatti adesso io vorrei chiedere appunto all'amico Thierry, inizierei a essere protagonista dopo. Caro Thierry, cosa ha significato per te scrivere la biografia di un uomo? Allora Giovanni, ti dico che non è la prima volta che mi succede da quando mi sono dedicato alla narrativa, che io pertanto voglio anticipare che mi definisco un cacciatore di storie. Mi piace scrivere storie che raccolgo da gente comune, che comunque dopo si trasformano in racconti o in romanzi o biografie, come in questo caso, perché così sono appassionato di storia, specialmente della nostra gente, del Veneto, del nord-est. Occorre dire che questo progetto è nato appunto perché io e Stefano Gava siamo concittadini, anzi possiamo dire compaesani, e appunto una volta saputo la levatura delle imprese a cui ho partecipato, gli ho proposto questa cosa e ho detto: a me piace scrivere, tu avresti una testimonianza importante dell'alpinismo degli anni '80, e dopo un po', insomma, con qualche titubanza, Stefano si è lasciato intervistare e abbiamo costruito questa cosa. Per me scrivere una biografia di un uomo è una cosa che mi affascina tantissimo, che potrei dire che mi arricchisce, mi è capitato anche in passato. È una cosa molto emozionante, è come percorrere un pezzo della sua vita, si rivivono i sogni, le emozioni dell'intervistato del momento. Quindi è una cosa che a me mi affascina tantissimo, e avevo intuito che comunque questa cosa avrebbe richiamato l'attenzione di parecchia gente, e mi sembra che ci siamo riusciti. Grazie, una bellissima cosa quella che hai detto. Sì, ricordo che Thierry Philippin è appunto un appassionato di narrativa ed ha già scritto diverse cose. Ricordo Guanti bianchi, Storia di Bortolo, Cavatore di pietre, quindi tutte storie un po' particolari, L'uomo senza patria, eccetera, Vite sul fiume, e questa appunto è la quinta sua pubblicazione. Ti chiedo inoltre, ma scusami un attimo, adesso l'interesse che c'era allora per la montagna, perché quegli anni le nostre montagne sono state percorse da tanti alpinisti, ma voglio dirti, pensi che possa riscuotere ancora tanto interesse fra gli appassionati di montagna l'alpinismo di quell'epoca? Sicuramente sì, io ho dei contatti tramite mio figlio con dei giovani che frequentano la montagna, dei giovani alpinisti, e dai riscontri che ho avuto è molto affascinante per loro seguire quello che era l'alpinismo di diversi anni fa. Per loro il confronto non è quanto, il focus non è tanto sulla difficoltà, sul grado della via, ma il confronto è con i mezzi che andavano gli alpinisti di allora, con le privazioni che provavano, perché non c'erano, per dire, l'abbigliamento non era specializzato, tecnico come adesso, o se no anche, diciamo, per quanto riguarda l'alimentazione non c'erano le barrette proteiche per poter avere le calorie necessarie per superare certi momenti, e il coraggio che avevano per affrontare una parete che era un'incognita, non avendo presente di preciso il meteo come ce lo
ce lo propongono adesso, che sappiamo benissimo che ora arriva un temporale o come sarà la giornata, e questo affascina molto i giovani alpinisti, fra i quali alcuni mi hanno detto anche che dopo aver sentito del libro vorrebbero ripetere alcune vie che ha fatto Gava, Biotto, Miotto e Bè. Grazie, anche questa è una bella testimonianza. Un'ultima cosa ti chiedo e poi passiamo a Stefano, ma il tuo modo di scrivere che è molto diretto e molto, come posso dire, tocca, nel senso che il tuo modo di scrivere avvicina molto il lettore, nel senso che lo sente partecipe di quello che scrivi. Io volevo chiederti, ma come ti collochi tra chi ama scrivere? Perché tu sei uno che ama scrivere e scrive appunto questo tipo di narrativa. Vorrei capire la tua collocazione in questo senso. Allora, io mi sono avvicinato alla narrativa, alla scrittura una decina di anni fa, appunto con l'intento di raccogliere le testimonianze di gente comune che comunque mi diceva, una delle mie, diciamo così, delle mie maestre di scrittura che ho frequentato tempo fa, mi diceva: Filippin, guarda che quando noi cercavamo degli argomenti così per approcciarci alla scrittura, diceva: guarda che se tu stai attento alle persone che parlano, specialmente a mio modo di vedere, a me piace intervistare persone più grandi di me, persone anziane, tutti hanno delle belle cose da raccontare, basta saperle ascoltare. E io sono partito da questo con delle testimonianze di storie che io ritenevo affascinanti, e diverse si sono tramutate in racconti, in romanzi che comunque sempre con spunti di verità. Appunto, come dicevo prima, io per questo mi ritengo uno scrittore, diciamo così, un cacciatore di storie, ecco, specialmente storie riguardanti la nostra gente del Veneto, del Nord-Est, e così, diciamo, ecco, la mia passione principale sarebbe raccogliere le storie della vita rurale, della vita che fa mi piace in modo particolare il periodo che va da fine 800 a metà degli anni del Novecento. Ecco, i miei racconti precedenti erano più o meno quasi tutti concentrati in questa epoca, e poi con Stefano comunque ho trovato una storia che ho intuito poteva essere molto interessante, affascinava me per primo, e quindi, ecco, diciamo così, io sono un cacciatore di storie. Bella sta roba. Allora, Stefano, l'amico Stefano. Allora, Stefano, siamo più o meno coetanei. Stefano è del 55, nasce in una famiglia di semplici origini ed è vissuto sempre nell'ambiente tipicamente rurale della nostra campagna bellunese. Ha studiato, si è laureato a Padova in scienze agrarie e poi fin da giovane ha sempre avuto la passione, attratto e affascinato dalla montagna, ma anche da altri sport che lui frequentava, perché aveva la fortuna tra l'altro di avere un fisico predisposto a fare un po' tutto questo. E lui ha fatto diverse, come posso dire, arrampicate, ha aperto delle vie, ne ha fatte delle altre. Attualmente, adesso si è calmato fortunatamente, conduce una vita semplice in campagna e dedicandosi alle sue passioni. Volevo dire a Stefano, allora Stefano, se voi leggete il libro capirete le difficoltà che hanno passato questi tre personaggi con i mezzi di allora, con le strutture di allora, si forgiavano loro stessi chiodi per arrampicare, quindi una cosa che adesso ovviamente no. Il compito difficilissimo di Stefano, essendo l'ultimo di cordata, era quello che doveva poi recuperare tutta l'attrezzatura, quindi anche tutti i chiodi, portarsi con sé tutte le corde, portarsi dietro gli zaini. Ovviamente c'era tutto fuorché da mangiare, loro non potevano permettersi di appesantire uno zaino portandosi dell'acqua piuttosto che delle barrette di cioccolato. E quindi sicuramente hanno patito tantissimo freddo, perché poi gli aneddoti ci sono dentro nel libro stesso, ne ha uno particolare che magari poi se voglia Stefano lo racconta, per potersi scaldare, perché magari venivano colti da un improvviso temporale, rimanevano appesi magari mezz'ora, fradici, bagnati con le temperature molto fredde, però la passione era talmente forte che li spingeva ad andare avanti. Volevo chiederti, Stefano, cosa ti ha spinto a raccontare la tua esperienza di alpinista? Una cosa che ti sei tenuto dentro 45 anni, credo, no? Prego. Sì, buongiorno a tutti.
Cosa mi ha spinto a raccontarla? Sostanzialmente il fatto che adesso, ancora oggi, dopo 45 anni, quando trovo delle persone appassionate di montagna, finiscono sempre col chiedermi di quella volta che andavamo ad arrampicare, di quelle vie che abbiamo fatto sul Burel e tra tutte poi la via che abbiamo fatto in Valle di San Lucano, la più conosciuta e più famosa via dei Bellunesi. Ripensando a come andavamo all'epoca e facendo un paragone tra allora e l'alpinismo di oggi, sono passati 40 anni, ma è come se fossero passati 2 secoli, perché oggi ci sono a disposizione attrezzature, abbigliamento e sicuramente anche delle tecniche che si sono evolute che noi all'epoca non avevamo. Noi eravamo un po' più, non direi neanche sprovveduti, direi un po' più improvvisati o più semplici, cioè ci arrangiavamo con quello che avevamo. Andavamo ad arrampicare con corde, cordini, chiodi e moschettoni. Tante volte non c'erano i soldi per comprarsi i chiodi e ce li facevamo. Per fortuna c'era in cordata c'era Franco Miotto che aveva una grandissima manualità e più delle volte ci trovavamo a casa sua, accendevamo la forgia e cominciavamo a battere il ferro per costruirci quei chiodi anche con delle forme particolari che non si trovavano in vendita. E vedo che c'è ancora molto interesse e che affascina soprattutto i giovani alpinisti, affascina il considerare come andavamo, con quale condizione mentale riuscivamo ad affrontare quelle difficoltà e quelle situazioni. Non c'erano telefonini, non c'erano mezzi di comunicazione. Quando eravamo lì eravamo fuori dal mondo e dovevamo arrangiarci. Quindi dovevamo prima di tutto sapere che bisognava tornare a casa. E poi soprattutto nelle aperture di nuove vie non sapevamo cosa andavamo a dover superare, per cui ci voleva una condizione sia tecnica che fisica che ci permettesse di superare anche difficoltà estreme per allora, cosa che abbiamo fatto più di una volta. Dovevamo, come dice Giovanni, superare anche le difficoltà ambientali, infatti ci siamo trovati qualche volta a doverci fermare e aspettare che passasse il maltempo, affrontando anche delle notti fredde, perché quando si è a quelle altitudini, mi riferisco all'Agnières ma anche al Burel, di notte, anche d'estate, anche in luglio, anche in agosto, la temperatura scende e noi avevamo sì e no una giacca, forse un maglioncino, neanche quello, una maglietta, e dovevamo stare lì ad aspettare che passasse il cattivo tempo per riprendere il giorno dopo, per uscirne fuori. È capitato ancora che abbiamo dovuto cercare qualche mugo e qualche cespuglio di erba che crescendo lasciava i suoi vari strati, e cercando gli strati inferiori si riusciva a trovare dell'erba secca asciutta anche sotto la pioggia, per cui con quella accendevamo il fuoco e riuscivamo in qualche modo a scaldarci. E poi a passare la notte, a volte si riusciva a passare la notte dormendo perché eravamo stanchi, e una volta mi ricordo che non riuscivo a dormire perché era troppo freddo e l'unico modo per scaldarmi che avevo era quello di martellare la roccia, per cui mi sono trovato a prendere un sasso grande circa come metà sedia e mettermi a battere col martello tutta la notte. La mattina dopo, quando siamo partiti, di quel sasso era rimasto un mucchietto di sabbia. Mi ricordo che tremai per 2 o 3 minuti prima di avviarmi, poi mi sentii di nuovo in condizione di andare e partii. Ecco, queste cose qua sono quelle che attirano e che affascinano i giovani oggi, che sono abituati a
a superare delle difficoltà estreme, ma a superare il passaggio, non vivere queste difficoltà ambientali. Questa cosa del sasso che hai martellato tutta la notte per scaldarti, volevo dirti, ma scusami, ma alla fine di tutto quello che hai detto non è che eravate tre incoscienti, oppure come lo vivevate questo problema, oppure era, come posso dire, talmente una passione grande che non vi rendevate neanche conto di quali pericoli e sicuramente di aver messo a rischio un po' la vostra vita, o era talmente una sfida con la montagna per vedere i propri limiti, non so. Bella domanda, me lo sono chiesto tante volte anch'io. Diciamo che guardando oggi alle situazioni di 40 anni fa, 45, verrebbe da dire eravate un po' incoscienti. Ripensando al nostro stato d'animo di allora, non ci sembrava di esserlo. Avevamo sì la voglia di confrontarci con le difficoltà, con l'ambiente, con la montagna, e avevamo comunque incordata un esperto. Era proprio un mostro di bravura per quanto riguarda la conoscenza della montagna, che era Franco Miotto. Franco era una persona che veniva, sì, arrampicava, superava le difficoltà, però era quello che ci diceva: ragazzi, adesso bisogna fermarsi, sta cambiando il tempo, non possiamo trovarci lì col temporale, dobbiamo fermarci qui, aspettiamo che passi tutto e poi o stasera o domani andremo fuori. Franco mi ricordo, era il classico tipo che alle 5 di mattina, col cielo terso, senza una nuvola sul cielo, annusava l'aria e poi diceva: dobbiamo sbrigarci perché questa sera verso le 5, le 6 verrà pioggia. Io lo guardavo, ridevo un po', insomma lo prendevo in giro e dicevo: ma Franco, come farà a piovere? Non c'è una nuvola in cielo. E lui mi rispondeva: aspetta e vedrai. E puntualmente quella sera, verso le 5:30, 6, veniva giù un temporale che, se ci avesse preso su in montagna, sarebbe stata una difficoltà in più. Lui aveva questo dono, riusciva a capire sia il cambiamento del tempo, sia riusciva ad annusare la via giusta per il rientro. Mi ricordo che nella discesa dall'Ospiz di Lagunaz, dopo aver fatto ben 17 corde doppie, quindi 17 calate per arrivare giù, ci ritrovammo in una, chiamiamola una cengia, era molto larga e c'erano anche delle piante ed eravamo circondati da pareti rocciose e non c'era una via d'uscita. Eravamo lì tutti e tre, Riccardo, Franco e io, che cercavamo e guardavamo dove fosse il posto migliore per calarci. Ad un certo punto io mi accorsi che dietro ad un albero c'era un sentierino appena tracciato, che noi in bellunese chiamiamo viaz, cioè i sentieri di Camosci praticamente. E dissi a Franco: Franco, qua mi sembra che ci sia un viaz. Lui mi guardò e mi disse: come, un viaz? Sì. Beh Stefano, guarda, adesso vengo, guardo e state tranquilli, perché se i Camosci passano di là, ci passiamo anche noi, che noi possiamo cavarcela molto meglio di loro, noi abbiamo le mani, loro no. Lui guardò, vide che era proprio un sentiero di Camosci e disse: bene, finalmente siamo fuori. E cominciò a scendere per quel sentierino, facemmo altre 2 calate di 3 metri, poca roba, e ci ritrovammo finalmente giù in Valle di San Lugano con il piede che toccava tutto per terra. Anche questa era una bella sensazione dopo aver arrampicato per qualche giorno con i piedi che appoggiavano solo la punta, cioè solo negli appigli. Riuscire a mettere tutto il piede per terra dava soddisfazione. Fermati Stefano, volevo chiederti proprio un rapporto che avevi, dei ricordi con i tuoi compagni di viaggio, ma a questo punto tu mi hai parlato molto bene dell'esperienza di Miotto, ma qualcosina di Riccardo Be che ti ha lasciato dentro di te? Allora, erano 2 alpinisti eccezionali, montanari eccezionali, che avevano delle caratteristiche diverse
e che visti insieme formavano la cordata perfetta, perché uno aveva l'istinto, la capacità di capire la situazione e l'altro era giovane, forte e non conosceva limiti. Riccardo non aveva limiti, lui andava dappertutto, non c'era difficoltà di fronte alla quale lui si fermasse. E che dire, per me sono stati maestri e amici. Diciamo, Franco all'epoca aveva l'età più o meno di mio padre, lo vedevo un po' come una figura paterna. Riccardo eravamo quasi coetanei, per cui eravamo anche amici, ci trovavamo sia in montagna che anche fuori. E con lui abbiamo fatto parecchie escursioni e anche delle escursioni simpatiche con degli amici, anche non in cordata. E lui era sempre pronto a ridere e a scherzare, ed era il classico tipo con cui si poteva fare sia un discorso profondo, sia un discorso basato su goliardate. Dipende, lui si adattava e ti metteva a tuo agio e ti rispondeva in qualsiasi situazione, in qualsiasi argomento tu tirassi in ballo, lui aveva la risposta giusta. Aveva anche dei momenti in cui era introverso e passavamo delle giornate andando a fare dei giri in montagna, quelle giornate in cui aveva poca voglia di parlare, stavamo anche un pomeriggio intero senza dire niente, non ce n'era neanche bisogno perché ci capivamo al volo. Ma tanto per dire com'era lui con tutti, mi ricordo che una volta io non potei andare perché ero sotto tesi a Padova, ma lui mi disse: Stefano, se vieni su andiamo su in cima alla Gusella del Vescovà e facciamo una spaghettata. A me veniva da ridere perché la Gusella era uno sperone di roccia di 40 metri sulla parete dello Schiara, che per i bellunesi è un po' un simbolo ed è una meta molto ambita. E lui riuscì a portare su degli amici e a fare una spaghettata su in cima. La cima della Gusella è piccola, ci stanno 3-4 persone, non ce ne stanno di più. Però lui riuscì a fare anche questo. Quindi era uno che riusciva a fare sia delle cose eccezionali, perché l'ho visto fare di quelle cose che erano praticamente impossibili, sia delle cose così, facendo divertire i suoi amici e portandoli in posti dove diversamente sarebbero potuti andare da soli. Staremo qua tutto il giorno a sentire questo tipo di episodi di montagna bellissimi. E quindi io andrei alla conclusione, vi ringrazio per quello che avete fatto, perché è veramente una bella narrazione ricca di particolari, di aneddoti, di storie di gente che fa alpinismo. E quindi anche voi avete contribuito con questa testimonianza, con questo libro, e credo che i libri e la montagna siano sicuramente un legame forte e che non è a senso unico. Perché da sempre i libri si nutrono della montagna, della loro forza e della loro apparente eternità, e terreno perfetto per le magie, le leggende e i miti. Anche perché le nostre montagne, senza i libri che le raccontano, forse sarebbero viste in modo diverso. Esiste, come dicevo, un legame forte tra la montagna e le pagine scritte, tra gli uomini che le hanno scalate e quelli che le hanno solo immaginate, studiate e che le hanno rese sfondo o protagonista delle loro stesse storie. Quindi mi auguro che questo bellissimo libro possa trovare la lettura di tante persone, degli appassionati della montagna, ma anche di quelli che la possono vivere attraverso la narrazione di queste imprese di alpinismo dolomitico. E io avrei finito e ringrazio i miei ospiti e tutti voi per la presenza, e grazie anche per come avete allestito questa bellissima location. Poi faremo una foto adesso con un po' anche di altri colleghi di Belluno.